Buongiorno, buongiorno a tutti, è per me un piacere presentarvi questa mattina le Baicole. Erika Fassetta, Sabina Bacoldina al violino, Francesca Levorato alla viola ed Elena Borgo al violoncello. Perché Baicole ce l'hanno spiegato in passate edizioni del Prosecco Classic Festival, perché sono dolci, perché il baicolo, il biscotto tradizionale veneziano, è insomma una cosa che tutti ricordiamo e che ricorda, appunto, evoca i sapori delle nostre mamme, dei salotti anche di Venezia. Loro sono veneziane, doc, e quindi da questa intuizione del marito di Francesca, Baicole. Vogliamo rendere onore anche a questo. Ecco, un repertorio, quello di oggi, che comincia con Georg Friedrich Händel, la sinfonia dal terzo atto di Salomone in Si bemolle maggiore, Arrivo della regina di Saba. E cominciamo subito con la musica. Buon ascolto.
Continuiamo con Vivaldi, conterraneo delle nostre amiche veneziane, con il concerto in La minore, in La maggiore per archi, F11 numero 4, allegro molto, andante molto, allegro.
Continuiamo con Vivaldi. Rispetto al programma di sala che vedete, infatti c'è un brano in più di Vivaldi, ci sarà qualche altro brano di Tchaikovsky, non ci sarà il bolero di Ravel, ma insomma. Continuiamo con l'Estro Armonico, il concerto 11° dall'opera 3 dell'Estro Armonico, un'opera che è stata chiamata così, con un ossimoro vero e proprio, perché l'estro è la fantasia, mentre l'armonia invece è la tecnica quasi matematica che permette di comporre i brani musicali, armonizzati per più strumenti in questo caso. Ecco, in quest'opera Vivaldi ha cercato di sintetizzare un po' di cercare l'equilibrio tra i due elementi, ovvero la fantasia e la tecnica. Ci sarà riuscito? Ce lo farete ascoltare.
Continuiamo con Johann Sebastian Bach, il concerto numero 3 in sol maggiore brandeburghese, un'opera che quella dei concerti brandeburghesi che appunto erano stati dedicati nel 1720, intorno al 1720, proprio da Bach, al margravio del Brandeburgo Christian Ludwig. E un'opera che si dice appunto fosse stata archiviata subito dai bibliotecari, che probabilmente non che non apprezzassero l'opera musicale, ma consideravano i musicisti allo strego di normali servitori e quindi sì, grazie, mi hai regalato quest'opera, però adesso la mettiamo via. È stata riscoperta molto più tardi, forse anche dopo che l'opera insomma, di Bach era passata un pochino e lo stile si era evoluto e quindi insomma è stata riscoperta più recentemente dai musicologi anche oggi e quindi viene riproposta perché comunque è un'opera davvero ricca di significati, ricca di armonie molto interessanti per la musica. Grazie.
Continuiamo con la passacaglia di Johan Halvorsen, un autore norvegese di cui non abbiamo tantissime opere, però questa passacaglia è rimasta famosa, è basata su appunto un'armonia di Handel ed è rimasta e oggi ce la faranno sentire.
Continuiamo con Wolfgang Amadeus Mozart, divertimento in Fa maggiore, K 138.
Partiamo con Piotr Ilyich Tchaikovsky dallo Schiaccianoci, la marcia, la danza della fata confetto, la danza degli zufoli e il valzer dei fiori.
Signore e signori, le Baicole. Erika Fassetta, Sabina Bacoldina, Francesca Levorato ed Elena Borgo. Di Delibè, Flower Duet.
Grazie per la magia che ci sapete regalare. Grazie. Buona domenica e grazie.